guardavo anch'io, ho guardato la borsa che ho detto impossibile, non sapevo come avevo. Ombrello. Sì, no, infatti adesso mi sento così. Allora, cominciamo. Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie di essere venuti con questa giornata un po' così alla presentazione della seconda edizione di The Venice Glass Week, questo festival internazionale che si terrà dal 9 al 16 settembre e che è promosso dalle istituzioni, dal Comune di Venezia, l'Istituto Veneto, la Fondazione Cini Stanze del Vetro, la Fondazione Musei Civici e Promovetro. Sono molto contenta di ritrovare oggi tanti di quelli che hanno partecipato, hanno condiviso con noi il successo dello scorso anno. Volevo ricordare alcuni numeri riguardo allo scorso anno. Abbiamo avuto 75 presenze circa nella settimana di festival, 100 partecipanti iscritti, oltre 150 eventi diffusi fra Venezia e Murano. Manifestazioni molto differenti una dall'altra, 88 mostre, 22 aperture speciali e feste diffuse in tutta la città, 11 visite guidate, 11 laboratori, 7 conferenze. Questi sono numeri, ma per dire che c'è stato un po' di tutto. Questa esperienza dell'anno scorso ci ha resi particolarmente contenti, non solo per il numero di iscritti e la diversificazione delle attività, ma perché si è creata un'energia positiva generata proprio da tutti i partecipanti, da tutti gli iscritti e da chi veniva, che ha dato vita a una grande festa collettiva, una festa per il vetro che è il simbolo, uno dei simboli, non dico l'unico, ma uno dei simboli importanti della nostra città. Ci sono stati moltissimi articoli sui giornali, 130 articoli. Voglio solo dire, adesso non voglio leggerli perché poi diventa una cosa lunga, ma il Financial Times ci ha dedicato un'intera pagina, quindi credo che sia un riconoscimento significativo, poi la stampa, The Art Newspaper, eccetera, eccetera. Allora ripartiamo di nuovo quest'anno e chiediamo a tutti quelli che si sono iscritti di partecipare anche quest'anno con entusiasmo e chiediamo di farsi parte attiva delle nostre manifestazioni, di dare visibilità, perché noi daremo visibilità, ma ognuno poi deve fare eco a quello che avviene in modo, di nuovo, da renderci ancora più efficaci nella festa che andiamo a organizzare, ecco, nella comunicazione. Non voglio dire altro, passo la parola a Gabriella. Prima l'assessore così. L'assessore. Buongiorno a tutti, innanzitutto è un piacere vedervi qui così numerosi. Credo che questa sia una delle conferenze stampa più partecipate, quindi questa è una cosa assolutamente importante che testimonia anche di una scommessa vinta, direi, sempre cercando di poi migliorarsi negli anni a venire, perché questa è un'altra scommessa, perché sentivo la dottoressa Palandi dare i numeri nel senso buono, ma ho rilevato che rispetto all'anno scorso c'è il 20% in più di eventi, quindi voglio dire è una manifestazione che al suo secondo anno ha il 20% in più, direi che è assolutamente apprezzabile e mi corre dopo ringraziare la squadra e l'importanza del fare squadra. Io credo che mettere in rete, in sinergia tutte le forze vive della città sia una cosa semplice, ma non sempre semplice. Però credo che questa città ci stia riuscendo e ringrazio, va bene, non posso ringraziare me perché io ci sono, ma ringrazio la Fondazione Musei Civici e la Fondazione Cini, l'Istituto Veneto e la Promovetro per aver sviluppato l'anno scorso col botto questa idea e averla implementata maggiormente quest'anno. La novità di quest'anno, la dico dal punto di vista comunale e dopo ovviamente persone più addentro e più ferrate di me vi daranno una
illustrazione a 360 gradi della serie di iniziative che sono veramente importanti e, come si diceva prima, trovano, e l'importanza è che trovino una risonanza internazionale, rimettendo Venezia e Murano al centro. La novità di quest'anno è che uniamo le tre anime della città portando qualcosa anche a Mestre. A Mestre ci sarà una mostra alla Provvederia, quindi in una sede storica che abbiamo recuperato e che stiamo usando proprio per cercare di fare altra cultura a Mestre, perché dopo devo rendere conto anche alla Fondazione Musei Civici che ci sta dando una grossa mano anche per quanto riguarda Candiani e Forte Marghera, ma la cosa che ci piace di più è che abbiamo già parlato informalmente con i commercianti della città che saranno orgogliosi di ospitare dei pezzi di innovazione di arte contemporanea del vetro nelle loro vetrine. Quindi riusciamo a veicolare anche a dei livelli quotidiani e giornalieri, e questo credo che sia anche una cosa importante, quella che è una delle nostre eccellenze che stiamo tutti su cui stiamo tutti lavorando per riportarla al posto che ha sempre avuto e che sempre si merita e si meriterà. Vedo grosso fermento e questo non può essere altro che un buon segnale e un buon viatico per fare sempre di più e sempre meglio. Grazie a tutti per l'impegno. Posso passare la parola alla Grazie. Devo dire che è sempre una grande soddisfazione venire qui, innanzitutto all'Istituto Veneto, dove stiamo tutti benissimo, perché questa sala è davvero accogliente ed è una sala, insomma, dove davvero sia le conferenze che ci si sente a casa. Grazie. Poi un grazie particolare davvero a Giovanna Palandri, perché è l'anima di questo, tira le fila di un lavoro molto ampio, molto complesso, naturalmente con i suoi collaboratori. Cerchiamo anche noi, per quanto ci è possibile, soprattutto la dottoressa Squarcina, di dare una mano, però non c'è dubbio che Giovanna Palandri è veramente il punto di riferimento di questo grande progetto. Naturalmente la Fondazione dei Musei Civici come aveva accolto anche in nome per conto, in qualche modo, il braccio operativo del Comune di agire, operare e realizzare iniziative e attività durante questa settimana, è forse uno dei soggetti più coinvolti, perché per tradizione ovviamente storica e culturale ha questa grande responsabilità, grandissima responsabilità, che è la gestione del Museo del Vetro. Ora io sono qui dalla fine dell'11, dall'inizio del 12 e grazie anche proprio al Comune, voi sapete, il Museo del Vetro è stato completamente rinnovato, però io mi sono resa conto che la straordinaria potenzialità di questo museo non c'è dubbio che è più che in altre situazioni strettamente connessa all'operatività, alle imprese e all'isola di Murano, ma soprattutto appunto alle imprese, all'iniziativa, alla creatività. Il tema che noi ci siamo sempre dati è quello ovviamente di giocare un ruolo che non fosse solo di mera storicizzazione, ma anche di attualizzare il valore e il significato del vetro e quindi di renderlo un linguaggio assolutamente contemporaneo, ma la forza che ci dà questa Venice Glass Week è una grande forza. E noi siamo grati a tutti i soggetti, tantissimi operatori sono qui in sala, perché come dire, nel mentre si fa un'operazione congiunta comune, però nello stesso tempo tutti aiutano questa grande storica istituzione di proprietà del Comune che noi gestiamo
Murano e che diventa in qualche modo sull'isola di Murano un punto di riferimento, ma che vive e deve vivere soprattutto grazie all'energia che l'isola mette in campo. Io mi sono resa conto che la Venice Glass Week, così anche in questo numero 0, se vogliamo, ha dato dei risultati straordinari e quindi noi vi ringraziamo perché ci state aiutando in una grande impresa che è quella di essere un po' un punto di riferimento, perché lo siamo per nostra missione culturale, ma di essere anche un punto di riferimento e questa vostra forza, l'energia di questo progetto in qualche modo ha incamerato anche verso il Museo del Vetro molta attenzione. Dunque noi siamo grati, noi partecipiamo e siamo tra i soggetti promotori, ma insomma siamo grati a tutti gli altri, che ci stanno fortemente aiutando, stanno aiutando non noi, ma come dire, la realtà storica più importante del territorio che si è occupata per missione del vetro. Naturalmente per noi, quindi anche per noi, questa settimana grande successo, molte persone, avevamo avuto questo bel progetto dedicato a Gaetano Pesce e anche quest'anno abbiamo voluto però allargarci un po', perché abbiamo capito che come tanti altri soggetti che operano non solo sull'isola di Murano, era importante che anche le altre sedi della Fondazione aprissero le porte e partecipassero al progetto, come in fondo facciamo quando c'è questo progetto di Move Contemporaneo e ci occupiamo di arte contemporanea legandoci alla Biennale. Bene, anche qui vogliamo aprire e quindi ogni nostra sede dei nostri 11 musei accoglierà un progetto d'arte contemporanea legato al vetro. Quello che aprirà per noi le nostre iniziative è questa mostra dedicata a Mario Bellini, che è una mostra abbastanza curiosa che abbiamo scelto e individuato insieme anche alla dottoressa Squarcina con cui stiamo co-curando il progetto, perché in coincidenza anche con la Biennale d'Architettura, Mario Bellini, che ha realizzato molti vetri soprattutto in alcune fornaci, in tanti vetri, tutti nelle fornaci di Murano, però ci presenterà anche qualche cosa di leggermente diverso, cioè ci porta all'attenzione l'uso del vetro, per quanto diciamo raffinatissimo, con diciamo un progetto di design eccetera, anche in applicazioni come l'architettura, che credo sia importante, perché noi pensiamo sempre al vetro come elemento diciamo fondatore anche di una fantastica sequenza di arti decorative dall'antichità ai giorni d'oggi. Però l'applicazione, qui forse insomma tanti di voi avranno lavorato per le imprese, per l'architettura, l'applicazione del vetro nell'architettura è un dato significativo e importante, che si può fare bene, si può fare male, si può fare in maniera straordinaria, mantenendone una caratura creativa eccellente. E quindi nella mostra di Mario Bellini, che coincide anche con la Biennale di Architettura, il mio pensiero era stato quello di focalizzarci anche su questo aspetto del vetro nell'architettura, che è anche un settore, credo, dell'impresa che naturalmente travalica il senso anche dell'isola di Murano, che è più dedita a, almeno apparentemente, cioè diciamo quello che noi vediamo, però è anche un tema enorme perché riguarda una produzione straordinaria e importante che ha comunque in Veneto una sua realtà ben precisa. Quindi da questo punto di vista, ecco, volevo solo significarvi questo particolare, poi per tutte le altre iniziative è pieno, la cartella è ricchissima. Ecco, la scelta di Mario Bellini coincide con questa apertura verso il rapporto del vetro anche come elemento, diciamo, creativo dell'architettura, non solo diciamo, delle arti cosiddette decorative. Ecco, per noi quindi è importante, noi ci siamo veramente soddisfatti e ringraziamo naturalmente
di nuovo Giovanna, ma anche tutti i nostri colleghi, soci, fondatori con noi, promotori, che insomma diciamo con cui stiamo lavorando benissimo, e speriamo che questo, che io considero il primo numero, perché la prima esperienza, pur andata benissimo, era un po' il numero zero, e insomma veramente ci lanci nei prossimi decenni con un appuntamento che debba diventare veramente irrinunciabile per i soggetti che operano nel settore da tutto il mondo, perché il nostro obiettivo è internazionalizzare al massimo questo avvenimento, e qui dobbiamo impegnarci tutti, noi per primi che siamo responsabili del progetto in prima battuta, ma tutti devono venire gli operatori del mondo, e sono sicura che fra 10 anni questa iniziativa sarà la più importante del mondo. Abbiamo questa ambizione. Allora, io credo che il tuo auspicio si realizzerà ad una condizione che cercherò di spiegare. Allora, cosa vuol dire settimana del vetro? Sento l'espressione festival, installazioni, esibizioni, c'è una dimensione ostentativa, performativa, e mi intriga molto, e siamo tutti contenti, ma bisogna che non ci dimentichiamo che la conoscenza in qualunque settore progredisce nella misura in cui c'è la performance e il pensiero. Allora, e c'è ricerca, questo è il problema fondamentale. Cioè noi credo che alle stanze del vetro abbiamo fatto dei passi avanti quando davvero, oltre che fare 2 mostre all'anno di grande rilievo, abbiamo cominciato ad avere regolarmente attività scientifiche prima e dopo le mostre, progetti di ricerca, artisti in residenza, studiosi in residenza. E gli archivi sono diventati, per così dire, più importanti dei musei. Adesso attenzione, questa è una cosa molto delicata. Noi potremmo dire aspiriamo ad avere il più grande museo del vetro del mondo. No, in modo più assoluto. Noi dobbiamo poter esporre il vetro del mondo a tutti, in tutte le sue espressioni e manifestazioni possibili. Ma mi sembra più importante che noi abbiamo il più grande archivio del vetro del mondo, perché studiare il vetro è importante quanto farlo. Allora, io sono un po' ossessionato da quest'idea, perché se voi volete, è l'eredità che abbiamo dai Benedettini a San Giorgio. Il motto dei Benedettini è ora et labora. Allora, voi sapete che c'è la parte monumentale di San Giorgio, dove ci sono gli istituti, e quindi il luogo della preghiera e quindi della ricerca del pensiero, ora. Poi di là ci sono, come si chiamano, gli orti di San Giorgio. Gli orti sono i luoghi dell'applicazione, si raccolgono i frutti nell'orto, no? Non a caso Vittorio Cini aveva fatto le scuole professionali, quindi la conoscenza applicata a un mestiere, negli orti di San Giorgio. E anche noi, devo dire, avevamo una buona intuizione quando, man mano che le scuole chiudevano, trasformavamo quell'area degli orti in una zona performativa, dove ci fosse appunto musica, sale espositive, insomma, sì, bene, avete visto lo square, non ho bisogno di spiegarvi le cose che sono state fatte lì. Però ripeto, ora et labora, e mi è venuta in mente questa cosa per dire l'importanza della ricerca. Bisogna che questa festival del vetro diventi anche un'occasione per presentare, proporre progetti di ricerca e collaborazioni culturali tra le istituzioni interessate. È importantissimo che vengano date delle tesi di studio, che si facciano dei dottorati su queste cose, che aumenti lo spessore scientifico, non soltanto la ricerca storica, ma la ricerca scientifica sul vetro. Allora, ripeto, c'è una immagine che io ho in mente che esprime bene questa cosa. Ho scoperto che i filosofi tomisti rappresentavano simbolicamente il pensiero analitico con un pugno chiuso e il pensiero aperto, l'eloquenza con la mano aperta. Allora davano la stessa importanza al rigore logico e alla capacità di lasciarsi andare alle emozioni e applicare, sviluppare quella che chiamiamo la conoscenza estetica, quella che nasce dall'esperienza sensoriale, che passa attraverso i sensi e non passa attraverso il cervello. Però la cosa bella era questa idea che il pugno chiuso e la mano aperta si alternano. La conoscenza progredisce nella misura in cui queste due cose si alternano. Chiuso, aperto, quindi pensiero, performance, pensiero, azione. Ecco, questo secondo me è fondamentale per poter raggiungere l'obiettivo che dici tu. Quindi bisogna che si dia un impulso importante alla ricerca in generale, che diventi un obiettivo esplicito di questo festival. Ok? Grazie. Grazie. Allora, adesso parla Luciano Gambaro, presidente di Promovetro.
Buongiorno, intanto grazie di essere venuti. Vedo che c'è tanta gente, quindi già questo ci fa molto piacere, perché significa che questa manifestazione, questo progetto sta progredendo. Io come Presidente del Consorzio Promovetro, appunto rispetto al mio ruolo, mi soffermo brevemente sulle attività che saranno realizzate dal Consorzio Promovetro e anche da altri, da altre entità che non ne fanno parte. Anche quest'anno abbiamo molte attività a Murano e di questo sono personalmente molto molto contento. Abbiamo molti progetti, molte idee, molte iniziative. L'isola e chi vi lavora, soprattutto i maestri e i produttori, sono vivi e partecipi, e dopo l'edizione dello scorso anno, che è stata molto apprezzata, e il grande successo, lo voglio sottolineare, della Gas Conference di maggio, che è stata una manifestazione per Murano epocale, non vedono l'ora di affrontare questo nuovo progetto, sperando che si consolidi sempre di più e soprattutto sia sempre più partecipato e ricco di iniziative di qualità, perché anche questo sarà uno dei principali obiettivi da perseguire e raggiungere. Per quanto riguarda il Consorzio, sono 3 i progetti che presenterà. Il primo si chiama Glassis Archipelago, è una mostra installazione che rappresenterà la varietà della produzione artistica muranese attraverso un'installazione multimediale innovativa, animata da luci, proiezioni, in grado di restituire riflessioni, dettagli e cromie inedite e sottolineare l'unicità degli oggetti esposti e l'alto grado di professionalità dell'artigianato dell'isola. La mostra sarà ospitata a Palazzo Querini, che da quest'anno, e questa è una novità, è l'hub e il punto di riferimento per The Venice Glass Week, per appunto questa seconda edizione. Anche quest'anno, come secondo progetto, dopo il successo dell'edizione passata, verranno riproposti gli itinerari alla scoperta del vetro, i percorsi di Murano Glass Experience, che accompagneranno il visitatore a osservare i maestri vetrai del lavoro in quelle fornaci in cui i laboratori dell'isola normalmente non accessibili al pubblico ed aperti eccezionalmente per l'occasione. E anche questa sarà un'occasione da non perdere per tutti gli ospiti di The Venice Glass Week. E infine, come terzo progetto, abbiamo un Murano 4.0, una tavola rotonda aperta al pubblico e dagli addetti ai lavori, al quale parteciperanno istituzioni, associazioni, professionisti e realtà legate al mondo del vetro di Murano, quale momento di riflessione ad evidenziare i progressi di un settore di nicchia, sicuramente di nicchia, ma caratterizzato da 1000 anni di tradizioni, che però, questo lo posso sottolineare, è volto assolutamente e sempre di più all'innovazione e al cambiamento. Mentre per quanto riguarda tutte le altre iniziative che verranno svolte a Murano, che come dicevo prima sono molteplici e diverse tra loro, vorrei soffermarmi soprattutto su una, quella che trovo sicuramente la più bella, la più rappresentativa, nel senso di far scoprire il nostro lavoro e l'arte del vetro di Murano in una maniera totalmente diversa e anomala. E mi riferisco al progetto della SD Runners Atletica Murano, che anche quest'anno presenta la gara podistica notturna La Bocca del Fuoco 2018. Centinaia di persone, dico centinaia perché le richieste mi dicono che sarebbero molto di più, però per ragioni di sicurezza più di un certo numero di persone non possono essere accolte, che all'imbrunire partiranno dallo spazio adiacente della chiesa di San Donato per affrontare calli, campielli e ponti illuminati da centinaia di candele, ma soprattutto per passare attraverso 6 fornaci con i maestri in attività. Una serata che definirei magica per chi avrà la possibilità di partecipare. Ecco, mi sembra sia tutto, voglio ringraziarvi ancora, lascio la parola ai miei colleghi. Adesso parla la Rosa Barroyer, che come sempre è l'anima poi reale delle nostre iniziative.
Io volevo aggiungere qualcosa quando si è detto che la storia del vetro, in questo caso, è molto importante altrettanto quanto la contemporaneità. Quando si parla di... Io credo che ci sia una stretta connessione da cui non si può prescindere. Lo dico per esperienza, quando mi è capitato di fare mi capita di fare qualche conferenza, qualche lezione, quando tu, illustrando un vetro contemporaneo, poi vai indietro e spieghi da dove viene, che ci sono 1000 anni di storia dietro a quella realizzazione contemporanea, ecco che gli ascoltatori dicono subito: adesso capisco cosa c'è dietro questo oggetto, quanta fatica e quanti uomini hanno collaborato per arrivare a questi risultati contemporanei, e addirittura perché costa così tanto. Contemporaneamente, quando si organizza una mostra di vetro contemporaneo internazionale, direi che non è così difficile riuscire ad avere la presenza in una mostra di un grosso personaggio straniero. Loro vedono Venezia, come mi ha scritto una volta un artista americano, come la Mecca del vetro. Un luogo che nella memoria di tutti coloro che anche maneggiano in modo estremamente modesto il vetro si collega con le origini, con lo sviluppo del vetro e con la sua consacrazione come un oggetto per opere artistiche, non solo come il vetro come materiale per realizzare degli oggetti della vita quotidiana molto comodi, molto funzionali, ecologicamente compatibili e così via. Quindi storia e contemporaneità sono molto legate fra di loro. Peraltro volevo anche aggiungere una piccola cosa che molti di voi sapranno, che certamente San Giorgio ha dei legami molto stretti col vetro, perché il primo documento in assoluto in cui c'è la firma di un maestro vetraio veneziano è connesso proprio con l'isola di San Giorgio. Quindi e risale all'anno 982. Non è detto però che il vetro risalga a quell'anno, addirittura adesso si sta facendo strada l'idea che il vetro veneziano risalga all'epoca romana. Quindi storia e contemporaneità. Questa edizione si prospetta abbastanza più importante e più articolata rispetto alla precedente, non solo per la maggiore presenza di artisti che hanno aderito, artigiani che hanno aderito, ma anche per l'individuazione di nuovi spazi espositivi molto prestigiosi in qualche caso, che hanno offerto la possibilità praticamente gratuitamente a degli artisti, giovani artisti, a degli artigiani di qualità di esporre le proprie opere. In particolare devo ricordare che comunque in prima linea sono sempre i membri delle istituzioni del comitato promotore, che appunto sono la Fondazione Giorgio Cini, che come si diceva non solo è sempre a disposizione per stimolare le ricerche sul vetro, ma quest'anno avrà una mostra molto importante dedicata a uno storico maestro, imprenditore e promotore del vetro veneziano del Novecento, Giacomo Capellin, con Carlo Scarpa. Quindi 2 nomi prestigiosi. Poi naturalmente i musei civici veneziani sono presenti in primo luogo col Museo Vetrario, con la mostra di Bellini, però lo stesso museo ospita anche altri eventi e soprattutto tutti gli spazi che i musei civici mettono a disposizione, che sono moltissimi fortunatamente, dal Fortuny a Capesaro a Palazzo Mocenigo, addirittura a Casa Goldoni, e quindi diciamo che la collaborazione, la disponibilità dei musei civici è stata molto variegata e quindi molto interessante. Praticamente si può girare per la città e imbattersi in quella settimana, e anche un po' prima e anche un po' dopo, in molti eventi vetrari importanti. Poi naturalmente c'è anche l'Istituto Veneto, che in quest'anno soprattutto continua a proporre degli eventi culturali, uno al quale ci teniamo moltissimo, visto che in qualche modo mi hanno gentilmente coinvolto fin dall'inizio, che sono le giornate di studio sul vetro. Sono 3 giorni di studio sulla storia del vetro, soprattutto veneziano,
che vedono confluire a Venezia gli studiosi di molti paesi del mondo, i curatori dei principali musei. Qui noi vogliamo riappropriarci della nostra storia, chiarire molti punti non ancora soluti, oppure cose che sono state purtroppo interpretate malamente da alcuni storici non italiani o anche italiani, perché in fondo anche il vetro presenta degli scogli nel suo studio, delle difficoltà, bisogna spiegarlo, anche perché chi è storico dell'arte a volte ha difficoltà a capire i nodi tecnici che si incontrano nello studio dell'evoluzione del vetro veneziano. I tecnici forse hanno bisogno qualche volta di suggerimenti degli storici dell'arte. Una storia del vetro che, vi ricordo, ha delle connessioni con tutte le altre arti, perché come oggi, così anche ieri, i vetrai veneziani non erano relegati in un'isola senza contatti col resto del mondo e col mondo dell'arte di quel tempo, ma avevano contatti con gli artisti, si guardavano intorno, prendevano ispirazione da quella stupenda arte rinascimentale che si vedeva a Venezia e in seguito anche nei secoli seguenti. Viceversa, gli artisti guardavano al vetro come a qualcosa di magico e di importante, e magari un personaggio così da poco come Tiziano pensava che fosse il caso di inserire qualche prodotto vetrario nei suoi dipinti. Quindi storia in tutti i sensi, e quando parliamo di quelle 3 giornate del vetro, molti nel mondo le aspettano con molta ansia per potersi vedere, incontrare, scambiare le idee. Naturalmente poi tutto quello che ne risulta viene pubblicato negli atti. In più ci sarà anche presso l'istituto un premio che oramai è diventato una consuetudine per artisti e maestri del vetro. Qui viene premiato da una parte la creatività che può essere anche di qualcuno che non maneggia direttamente il vetro, l'artista che sceglie il vetro come medium espressivo per le sue opere, e d'altra parte viene premiato anche un tecnico, un maestro vetraio che ha dato il meglio di sé nella manipolazione del vetro. E qui veniamo a un'altra novità di quest'anno, un comitato scientifico che è stato creato solo da quest'anno in poi, che si è preso carico di vagliare tutte le proposte di coloro che hanno voluto iscriversi a questa manifestazione. E si tratta, vi voglio anche fare i nomi perché ci sono dei nomi di un certo di notevole rilievo, quindi Chiara Bertola, che è torinese, che però lavora moltissimo col mondo veneziano, soprattutto in collaborazione con la Fondazione Querini, critica e curatrice di mostre di arte contemporanea. Uta Klotz, che è un'amica da tempo del vetro perché è direttrice della più importante rivista europea sul vetro come materiale per l'arte, Neues Glas, una rivista tedesca che edita in tedesco e in inglese. Uta Klotz lo è ormai da 20 anni almeno direttrice, con molto successo. Ormai questa rivista è un punto di riferimento che suggerirei a tutti di darci un'occhiata qualche volta. Jean Blanchard, un amico di Murano da sempre, gallerista, critico, curatore di mostre, che ama il vetro, credo, a 360 gradi, il vetro muranese soprattutto, ed è sempre disponibile diciamo da veneziano e da muranese d'adozione, ma diciamo con un'ottica che parte da Milano, quindi un palcoscenico molto critico nei confronti delle manifestazioni d'arte e di design, quindi è sempre un punto di riferimento quando si tratta di scegliere, di decidere degli eventi vetrari. Marco Verità, quindi questo è l'occhio tecnico del gruppo, nel senso che Marco ha sempre lavorato per una vita alla Stazione Sperimentale del Vetro come chimico. Oggi è sempre più, già da allora, studia la storia del vetro nei suoi aspetti tecnici. Perché il cristallo veneziano ha avuto tanto successo nel Rinascimento?
che cosa hanno proposto i maestri vetrai veneziani nel periodo barocco, cosa c'è di nuovo nel Novecento muranese. Questo ve lo può raccontare Marco Verità, che quindi ha un occhio specifico per gli aspetti tecnici del vetro. Infine ci sono anch'io, che ho cercato di coordinare questo gruppo e che non ho altri meriti se non di amare il vetro fin da quando mi sono laureata a Padova con tanta passione, e scrivo molto sulla storia del vetro, sul vetro contemporaneo. In questo comitato si è fatto strada un criterio. Non era un comitato di selezione che volesse scartare gli aspetti più modesti da un certo punto di vista dell'attività vetraria, solo perché un oggetto richiede meno attrezzatura, meno impegno economico, non deve essere considerato minore. Quindi ecco che noi abbiamo aperto le porte di questa manifestazione anche a chi fa collane di perle, a chi lavora a lume. Tutto quello che fa parte del vetro è parte della sua storia, e quindi ci sono i visitatori che verranno a vedere a presenziare alla Glass Week, saranno guidati da interessi molto vari. C'è chi ama il gioiello, c'è chi ama la scultura che costa 100.000 euro e di più, e che è frutto magari di una ricerca e di un impegno economico elevatissimo. Quindi non era questo il criterio con cui si è cercato di, qualche volta, molto raramente, rinunciare alla presenza di qualcuno, ma piuttosto non si voleva che qualche richiedente, qualche applicazione da parte di qualcuno nascondesse la volontà di partecipare alla Glass Week usando il vetro come mero pretesto per invece poi magari promuovere qualcos'altro. Noi volevamo che ci fosse una sincera volontà da parte di tutti i partecipanti di presentarsi come attori nel mondo del vetro, e solo quello. E credo che l'offerta sarà, proprio per questa impostazione del comitato scientifico, estremamente variegata. Grazie. Grazie. Concludiamo con Camilla Pardon, che ha tenuto le fila di tutto questo lavoro immenso. È un gioiello per noi, perché veramente tira tutto. Grazie Giovanna. Un po'. Va bene così? Sì? Buongiorno a tutti, sono Camilla Pardon e, come ha detto Giovanna, mi occupo del lavoro del coordinamento organizzativo del festival. Inizia tutto, come sapete, forse come si sente sono inglese, purtroppo il mio italiano non è perfetto, perciò mi scuso fin da ora per gli errori che sicuramente mi sfuggiranno. Nei scorsi giorni e mesi sono stato in contatto con tanti di voi e sono lieta oggi di potervi conoscere a persona. Sono qui per illustrare brevemente alcuni recenti sviluppi riguardanti l'identità grafica, il brand e la comunicazione, che sono sotto la supervisione dell'ufficio stampa e comunicazione del festival Casa d'Oro Funger Comunicazione. Come forse già sapete, il logo ufficiale del festival è stato ideato 2 anni fa da Anna Scaini, una studentessa del corso di grafica di IED Venezia, che ha sede in questo stesso palazzo. Il logo, come si vede, è veramente rosso veneziano, un colore simbolo di vita e vitalità, voglia di fare e primeggiare, e ricorda un vaso stilizzato con 2 ali come quelle del leone di San Marco. Quest'anno stiamo lavorando con un nuovo graphic designer, Cristina Morandin, che ringraziamo molto per il suo prezioso contributo, che ha accettato l'incarico di consolidare e rafforzare il brand del festival. L'elaborazione sviluppata evoca la lavorazione a filigrana del vetro di Murano e anche la modellazione digitale.
Potete osservare questa nuova grafica sui manifesti esposti in sala e che presto popoleranno anche la città. Un'altra molto importante novità di quest'anno riguarda il sito web Responsive, che è stato completamente rinnovato di quest'anno e al momento è in fase di lavorazione. Di questo nuovo sito si sta occupando l'agenzia Duva Firenze, sponsor tecnico del festival di quest'anno, che ringraziamo moltissimo per la disponibilità e per l'ottimo lavoro che stanno facendo. Nelle prossime settimane continueremo a sistemare e caricare al sito tutte le informazioni e i materiali che stiamo ricevendo ogni giorno dai nostri partecipanti relative ai loro propri eventi. Naturalmente, con più di 150 aderenti quest'anno e 200 eventi, il lavoro di elaborazione e caricamento dei materiali in italiano e anche in inglese richiede un po' di tempo, ma tuttavia stiamo lavorando al massimo e il sito verrà pubblicato a breve. Nel frattempo sono lieta di confermare che puntiamo ad un sito più elegante e sicuramente più user-friendly del quello dello scorso anno e quindi più rapido e snello nella consultazione, molto importante. Adesso, come ho detto, è in fase di lavorazione, ma dopo questa conferenza vi invio a tutti i partecipanti la cartella stampa preparata da Casadoro Funger e questo contiene un elenco di tutti gli eventi e tutti i partecipanti nel festival, perché ovviamente so che tutti voi volete sapere chi parteciperà quest'anno e anche cosa succede. E abbiamo tutte queste informazioni nella cartella stampa, un elenco, ma poi dopo, a breve, quando il sito sarà pronto, ovviamente possiamo condividere i dettagli di ogni evento con una pagina dedicata in inglese e anche in italiano per ogni proprio evento. Nei prossimi mesi il festival sarà pubblicizzato attraverso un'azione di marketing, una campagna di stampa e anche social media. E a questo proposito vi invito tutti caldamente da seguire il nostro festival sul social media Instagram, Facebook e Twitter, The Venice Glass Week. Sarà anche nostra premura fornire a tutti i partecipanti ai primi di settembre un kit di marketing comprendente alcune locandine, mappe, eccetera. Da oggi diamo il via libera alla comunicazione individuale da parte di tutti i partecipanti al festival perché possano pubblicizzare al meglio le proprie iniziative attraverso i canali comunicativi di cui dispongono, utilizzando naturalmente il logo ufficiale del festival che ho già inviato a tutti i partecipanti assieme ad un brand manual. Penso che ora è tutto e come sempre se avete delle domande pratiche e logistiche resto a completa disposizione dopo questa conferenza, ma adesso passo la parola a Giovanna per la chiusura. Abbiamo finito. L'ultima cosa ma importante è ricordare chi ci ha aiutato in questo percorso. Oltre agli enti promotori abbiamo avuto degli sponsor che ci hanno aiutato, la compagnia energetica italiana, la ditta Duva di Firenze, Apice, Salviati, Ali Laguna, Venezia Terminal Passeggeri, Associazione Veneziana Albergatori, la Scuola Abate Zanetti, la Fondazione di Venezia e una fondazione privata e il patrocinio della Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare. Ecco, è tutto e basta, possiamo bere. Sì, se avete qualche domanda naturalmente siamo qui, hai ragione. Beh.